E dopo il gioco degli amari presi a casaccio scelti dal Giacomo, ora facciamo la metro presa a casa. Prendiamo la L5, vediamo dove capitiamo. Cioè, questo è tipo l'e-bike, è l'e-piede. Appunti, il vino all'estero ti dà un po' di acidità perché non ha la stessa qualità di quelli nostri italiani, o perlomeno dei veneti, dopo che altre regioni non parlo. Oh, per me è un gioco che puoi fare anche tu. Un giorno ti prendi il biglietto giornaliero e prendi così le metro a casa. Abbiamo scelto Sans e Stascione. Certo che sicuramente non vi interessa a tutti, però ragazzi, come abbiamo visto Pitrans qua che su Pornhub, porca miseria. Ok, dove siamo capitati? Siamo capitati in un aeroporto, dove siamo? Ah sì, entriamo nelle cose a caso. Siamo arrivati, c'è zingari in giro, siamo arrivati al parco delle industrie, dove ci sono tutte le cose strane, un parco strano. Vai, vai Pampino, vai! Vai verso mete sconosciute. Siamo in questa città assolutamente sconosciuta. Andiamo al Mercadona. Andiamo al Mercadona, sarà chiuso questo. Sono sopra questa cosa a me sconosciuta. In questo posto a me sconosciuto si scende con lo scivolo. Guarda che bello questo parco, praticamente ci arrivi. Wow, vedi ogni tanto a prendere le cose a caso. Fritz, cioè io, il Singano, ti insegna sempre di pianificare la tua vita, se no ti perdi le cose fighe. Ma una volta che hai fatto le cose fighe, prova anche a caso, così scopri quelle cose nuove, perché le cose fighe sono state scoperte da qualcuno prima di te. Ucciu, ucciu, ucciu. Che altro? Guarda, zappia. Guarda. Come cosa? No, non è una moto di merda, è una scrambler della Honda altissima, guarda che alta che è. Mercadona, solo per fare cose a caso, Da qua le robe tipiche, la mita truita, la porcio truita. Quella pizza là. Non so, è una pizza? Vabbè, il coraio. E allora tutti sti pentoleoni, quella forse è la paella, vedi? Ma questi è spaghetti carbona. Gli spaghetti carbona, porco cane. 4,50. 4,50 dei pseudo spaghetti a carbonara. Sì dai, posso descriverti però i prezzi, allora non sono per nulla economici, sono esattamente tali e quali i nostri. L'unica cosa che trovi di economico in Spagna è la benzina e il gasolio, quello sì. Melone, ananas e sta roba qua. Guidare più di 30 ore in camper e farsi 5 giorni di cammino frenetico a Barcellona è una cosa di poco stancante. Però ragazzi, veramente mi permetto di ripetermi e di insistere, laddove fallisce l'istruzione deve esserci la forza dell'ordine, ok? Qui probabilmente la gente manca di cultura, manca di tante cose, quindi sono portati, pareti un po' anche vittime del sistema economico, a delinquere, a rubare, rapinare, spacciare, eccetera, eccetera, e pertanto è necessario ricorrere alle forze dell'ordine. Io non lo so neanche, fai una ricerca su internet per vedere quanti siamo più o meno ora nel mondo. Io non so il numero, però girando un po' ti posso assicurare che sarà un numero veramente spaventoso. Altra discesa a casaccio. È una città, ragazzo, quella sottoterra. Allora, sta roba babbo natalifica deve essere tipo lo stadio. No, non è lo stadio, è un edificio circolare. Di qua c'è questo edificio con questa statuona immensa. E qua tutte ste robe con ste due torri. Non chiedermi dove siamo. Ah no, beh sì, c'era scritto Spagna con la Y. Ah, questa è la famosa piazza di Spagna che dicono che è dove celebravano il Capodanno, quindi è questa. E dove lo celebrano? Là dentro? Andiamo a vedere anche noi là dentro. Vuoi andare anche tu là dentro? Se non altro t'ho fatta il Metropolitana Tour, giusto per farti vedere che non esagero, macchine della polizia ovunque. Ogni canton dappertutto, per carità effettivamente è pieno di gente stamba e soprattutto è un po' come si dice un porto di mare, ossia c'è gente che arriva da tutto il mondo, non sai chi ti arriva il terrorista, ti arriva il squilibrato, ti arriva il drogato, quello tutto allucinogeni, hai capito, non si sa mai. Anche se non li ho capiti tanti sti Metropolitana Tour, perché con tutti, io la Madonna dove siamo, con tutti sti migliaia di gradini, adesso ti faccio vedere con l'iPhone che abbiamo fatto, tanto vuoi andare dritti, guarda il Colosseo. Allora ragazzo, ti spiego questa cosa che tu hai visto, è un centro commerciale, devi scendere qui
e andare dentro lì. Tu vuoi andare in centro commerciale? No, basta, io mi ho fatto anche massa. Oh. Beh, non solo, oltre che essere l'entrata del centro commerciale, anche l'entrata della metro, questo per i più pigri. Ci sono tanti artisti di strada, però sinceramente per me questo è un lavoro, cioè danno qualcosa in cambio e alla fine non chiedono niente a nessuno. Se tu vuoi dare, bene, sono pazienza. Vengono signore e signori, smontino e vengono. Uccio che mi strambe. Siamo arrivati in piazza Catalunya, l'abbiamo capito subito perché appena esci c'è un fortissimo odore di piscio, poi saprà da ganza. Quintalos de peperoncinos. Guarda che non parla parona che in casa. Ti sarei chiesto perché da noi in Italia si dice, in Veneto scusami, si dice a parona, che sarebbe la titolare, la boss, ok? E perché rompe sempre i coglioni come un datore del lavoro, io e succo. Il Giacomo ha colpito ancora, no, anche quelli in vetrina, dai. No, ho dovuto farmi un regalo, primo perché la vita è breve, secondo perché per me questi sono anche souvenir. Ho preso questo bellissimo giubbotto, quello col pelo che va di moda, quello del mafioso che è morto. Nota turistica, non so cosa dirti Ale, il mercoledì non si fuma ganza, c'è nessuno che fuma ganza, gli altri giorni andiamo dal Topo Gigio qua, che è un piccolo negozietto di cioccolata. Sta facendo la degustazione? Hai degustato? Cosa gli hai detto? No. Perché non vuoi provare? È cioccolato! È cioccolato! Ma c'è un bambino che rifiuta il cioccolato! Fai il sommelier, il cioccolatiere. Com'è? Fa schifo? Manzana ha detto. Ah, alla melanzana? Il nostro noto critico culinario ti sconsiglia il cioccolato alla melanzana. Quella è la macchina dove stritururizzano i semi di cacao per fare la cioccolata. Hai trovato quella alla melanzana che gli hanno fatto al vino? Ma la melanzana niente? Oddio Ale, quello col crudo! Sono geniali, un po' come la storia dei trulli, no? Ad Alberobello, qua te lo spacciano come il museo del cioccolato, te entri che sei sta roba qua, un'altra su da basso e qua scusa te compri il cioccolato, no? Ma è geniale! È quasi la stessa meccanica del marocchin che ti dice te lo regalo il braccialetto e dopo lo scherzi. Sai che come ti dicevo le tapas è un po' come dire gli stuzzichini, ok? Non è che necessariamente devono avere sotto del pane. Tapas può essere anche una piccola porzione di calamaretti per capirci. Aspetta con la regia che mi dice qualcosa. Cicchetto, io cosa avevo detto? Ah, stuzzichino, cicchetto. Come la veneziana, cicchetto. La veneziana? Guarda che belli i giochi per i cani, c'è quello con l'iPod con scritto We Let the Dogs Out, che è una canzone, poi c'è quello col controller della Nintendo, il Game Boy, il Nokia con Snake. Io prenderei il souvenir al CP, che non si gioca più. La mascherina da sonno Parulfo che piace gli unicorni. Aspetta, perché ho visto una cosa sull'internet. Praticamente, cioè, su YouTube c'è quelli con questa roba qua, sto piccio qua, glielo mettono in testa alla tipa, dopo quella va in orgasmo. E non succede, non funziona. C'è anche la borsa del Pandoro. C'è questo negozietto, cioè sei entrato, voilà, sembrava piccolissimo, è tipo un labirinto, c'hai i pareti di cappellini, le maglie dell'NBA, tutto quanto. Caschi, giustamente, se te serve un casco da rugby. Quanto l'ho cercata questa, porca miseria. Ora Miller oltre a fare birre fa anche skate. Non è che sono consumista, è che con tutti i skate che ho dato al Stato e all'Inps manco qualcosetta per me, manco il fregue. Guarda, mi piaceva un botto. Guarda cosa hanno fatto alla Van Life, l'hanno trasformata in 2 veicoli pubblicitari. Parallel, mi piaceva il nome. No, non vedi niente con la GoPro, no, direi decisamente no. E comunque sono una parte di Barcellona, è enorme Barcellona, è il cinema spagnolo. Barcellona è normalissimo vedere tipo barboni che pisciano nel marciapiede in mezzo alla gente, proprio normalissimo, l'ho visto tanto. Un'altra delle cose tipiche erano gli skate park, quindi volevo portare Giacomo a vedere i ragazzi che skateano qui.
used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Bene ragazzi, dopo aver girato 50.000 fermate a casaccio, ora ti salutiamo e ci vediamo domani con l'ultima puntata di Barcellona. Dopodiché non lo so, visiteremo altre città della Spagna, della Francia, vediamo. E per finire la giornata e andare a Nanna, ti porto a vedere le bagascione. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses.